delle persone della famiglia Ledda che sono oggi nell'ambito diciamo della realtà, che hanno delle una particolare presenza. Adesso questo studio non è ancora finito, quindi ci potrebbero essere delle imperfezioni, quindi chiedo anche alla dottoressa Lussu, se dico qualche cosa che non va, di correggimi, perché mi serve per poter affinare questo studio. Però possiamo parlare, appunto, possiamo partire iniziando dalle persone che adesso hanno un particolare ruolo nella realtà locale, quindi nella realtà regionale, ma anche nella realtà nazionale. Mi viene in mente per esempio Alberto Ledda. Alberto Ledda, figlio di Gavino Ledda, nato il 28 novembre del 1936 a Cagliari, che dagli anni 70 ha un affermato studio legale a Milano. Alberto Ledda è diciamo salito alla ribalta della cronaca nazionale al momento in cui è stato il tramite del passaggio azionario delle azioni del Milan Club, quindi della squadra di calcio del Milan, da Farina, che era latitante al periodo perché era stato accusato di bancarotta fraudolenta, a Silvio Berlusconi. Quindi Alberto Ledda è stato il tramite per il passaggio di consegne delle azioni del pacchetto azionario dal vecchio presidente del Milan Farina a Silvio Berlusconi. Ma non basta, perché tutti i 5 passaggi di proprietà che ci sono stati dagli anni 70 a Berlusconi hanno visto sempre Alberto Ledda protagonista. Perché? Perché Alberto Ledda è un amico intimo di Gianni Rivera, e quindi proprio per questo, anche perché è una brava persona, sa fare bene il suo lavoro, e quindi questo, diciamo, è stato determinante per fare in modo che nella storia recente del Milan il nostro Ledda Laese, Alberto Ledda Laese, ha avuto un ruolo di rilievo. Alberto Ledda è anche un scrittore, perché ha scritto alcuni libri che hanno avuto un discreto successo. Ha scritto anche un libro con uno pseudonimo, quindi oltre ai libri che ha scritto, che sono La civiltà fuorilegge, Storia e natura del banditismo sardo nel 2009, La sella del diavolo nel 1990, America in Belle nel 1967, Il miraggio nel 94, Il principio di verità nel 92, ha scritto anche con lo pseudonimo di Luca Anstalt un libricino che si chiama Banche d'azzardo, un'avventura finanziaria in Svizzera. Lui è esperto per la parte finanziaria, quindi cura gli aspetti legali della finanza, e ha voluto scrivere un libro nella quale si parlava appunto di una sorta di finanza un pochettino d'assalto. Molto probabilmente ha usato lo pseudonimo perché si trattava di un accadimento vero, e quindi non voleva magari fare in modo che ci fosse un diretto collegamento tra un suo cliente che aveva avuto questa disavventura e quello che lui scriveva nel libro. Quindi questo è Alberto Ledda. Un'altra persona che diciamo possiamo ricondurre alla famiglia Laese de Ledda è Enrico Lussu, sostituto procuratore presso il Tribunale di Cagliari, figlio di Gianfranco Lussu, sempre della famiglia di Ledda, e a quanto mi hanno detto anche Tiziana Ledda. Tiziana Ledda è un ex funzionario della regione Sardegna, è stato commissario liquidatore dell'ASL del Midio Campidano, e oltre ad avere avuto altri incarichi. Quindi diciamo anche nella storia recente questa famiglia, che è una famiglia che ha avuto un passato illustre, ha delle persone che la rappresentano egregiamente, e quindi logicamente noi tutti alesi possiamo essere contenti del fatto che effettivamente la famiglia Ledda, che a un certo momento si è trasferita a Cagliari, ha oggi un presente molto glorioso, e quindi porta in alto il nome del Ledda Alesi. Se vogliamo tornare un pochettino indietro, possiamo parlare anche di Gavino Ledda. Gavino Ledda, classe 1893, nato ad Ala dei Sardi, quindi stiamo tornando ad Ala dei Sardi, laureato in giurisprudenza, comandante del reparto di fanteria nella prima guerra mondiale, ha vinto 2 medaglie d'argento al valor militare e la croce di guerra tedesca. Suo fratello, Antonio Luigi, anch'esso laureato in giurisprudenza. Nella famiglia de Ledda c'è sempre una ridondanza della laurea in legge e dell'estrema religiosità di tutti i suoi componenti. Questi sono, diciamo, il leitmotiv di tutta la famiglia Ledda.
stavano dicendo, Antonio Luigi Ledda è diventato ispettore capo presso l'ufficio delle imposte di Sorgono, poi morì prematuramente. Quindi anche queste persone, laureati, i primi laureati del Novecento di Alà Sardi, erano ambedue della famiglia dei Ledda, e poi successivamente si sono trasferiti nelle zone più a sud della Sardegna. Possiamo parlare di, l'ha nominato la signora Graziella Lusso, di Giovannino Ledda. Giovannino Ledda si è spostato, nato ad Alà Sardi 1883 forse, sì. 1883, si è trasferito a Cagliari per studiare come seminarista, successivamente si è sposato con Grazia Melania Bordigoni, figlia di un impresario edile di Cagliari, e successivamente di origine genovese. Anche questa Genova è una ridondanza nella vostra famiglia, poi vedremo perché. Successivamente si apre una tipografia a Cagliari. Questa tipografia, premiata tipografia Giovannino Ledda, sarà molto importante perché farà una serie di pubblicazioni. Ha pubblicato molte cose riguardo il fascismo, effettivamente ha lavorato durante il periodo fascista, però si è dedicato molto anche alla cultura sarda, perché ha pubblicato tutte le opere di Grazia Deledda e tante opere generiche sui poeti sardi. Pensate che ha pubblicato anche qualche cosa su Montanaru e su qualche altro poeta. Era anche un filantropo, perché si era avvicinato al futurismo, una corrente di pensiero di tipo culturale, architettonico, e aveva garantito la pubblicazione gratuita di una rivista che usciva periodicamente appunto dei futuristi sardi. Quindi lo faceva gratuitamente proprio perché aveva questa passione per questa corrente di pensiero che era il futurismo. Subito dopo la sua morte la tipografia ha continuato per qualche anno sì. E si è trasformata anche in cartoleria, o forse lo era già da prima. E mi sa che era in via Sassari 32 doveva essere la sede, quindi vicino alla stazione di Cagliari. Poi successivamente questa tipografia chiuse. Lui è morto nel 1929. Ecco. E quindi anche questa è una persona che ha dato lustro, e questo era direttamente un alaese. Tornando ancora indietro possiamo parlare di Antonio Luigi Senior, perché abbiamo parlato di Antonio Luigi Junior che era l'intendente capo dell'ufficio imposte di Sorgono. Antonio Luigi Senior e Babai Franceschino Ledda, che erano forse le persone più illustri di questa famiglia. Antonio Luigi Senior, fratello maggiore, figlio di Gavino Ledda e di Caterina Longo, quindi ricordatevi questo cognome Longo, è stato per 20 anni segretario comunale ad Alà Sardi. Per 12 anni è stato giudice conciliatore. Successivamente, in tarda età, ha avuto l'esigenza di diventare sacerdote ed è diventato sacerdote. Quindi vedete sempre questa ridondanza della fede. E nel 1866 è stato incaricato, nel 1866, 5 anni dopo la nascita del Regno d'Italia. Il Regno d'Italia era in forte crisi, aveva una crisi finanziaria. Quindi venne fatto un comitato nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, e quindi si cercava in ogni comune delle persone che si prendessero la briga di fare una raccolta di fondi da parte di tutti i cittadini. Antonio Luigi Ledda, nel frattempo, 1866, era giudice conciliatore ed era già diventato sacerdote, si prese la briga appunto di raccogliere 12 lire dai cittadini alaesi. Li consegnò assieme all'elenco degli oblatori, quindi delle persone che avevano consegnato questi soldi a favore del Regno d'Italia, al sindaco. Il sindaco doveva spedirli a Torino, dove aveva la sede del comitato centrale di questo ente di raccolta, e il sindaco tergiversò, alla fine morì. Quindi ben 9 anni dopo, 1876, dovette essere proprio Antonio Luigi Ledda a spedire questi soldi, che nel frattempo erano diventati 15 lire, e a scusarsi per il fatto che a distanza di 9 anni era stata smarrita la lista degli oblatori e lui dopo 9 anni non si ricordava per filo e per segno le persone che gli avevano dato i soldi. Sarà per questo motivo, sarà per altre cose che aveva fatto questa persona, che nel 1901 divenne Cavaliere della Corona d'Italia, su proposta del Ministero di Grazia e di Giustizia e dei Conti.
cavaliere. Successivamente esercitò il sacerdozio a Budusò, anzi nel 1901 nella Gazzetta Ufficiale viene indicato come cittadino di Budusò, quindi si era già trasferito a Budusò. A Budusò fece il sacerdote, fece il consigliere comunale, morì il 18 giugno del 1911 e fu seppellito a Budusò. Quindi la tomba di Antonio Luigi Ledda, anche se era lese, è conservata a Budusò. Il fratello Franceschino è forse il personaggio più illustre che abbiamo avuto ad Aratisano, perché è diventato negli anni 20, come vi ho già detto, presidente della Corte d'Appello di Cagliari, che era l'ente giudiziario più importante di tutta la Sardegna. Lui, diciamo che lo ritroviamo nel 1884 a Cagliari, dove studia giurisprudenza, e nell'albo delle matricole della Regia Università di Cagliari, per la parte della facoltà di giurisprudenza, viene indicato con il nome di Francesco Ledda Longo fu Gavino, anche se effettivamente il cognome della parte di madre non era Longo, era Ghirardelli. Però lui usava, quindi il cognome d'uso era Longo. Nel 1888 lo ritroviamo ad Ala dei Sardi e nel frattempo era diventato avvocato. Perché lo ritroviamo ad Ala dei Sardi? Perché c'era stato un piccolo problema nel comune di Ala dei Sardi, era stato smarrito il bilancio, forse volutamente, e quindi ci fu la decadenza del consiglio comunale. Il consiglio comunale fu dichiarato decaduto e venne nominato un commissario prefettizio che si chiamava Francesco Maria Gambella. Qualcuno di voi ha già sentito parlare di Francesco Maria Gambella perché poi lasciò una sorta di resoconto di tutto quello che aveva fatto. Il 2 febbraio 1888 ci furono le nuove elezioni e il giovane avvocato Franceschino Ledda si candidò, quindi diede il suo contributo alla ricostituzione del Consiglio Comunale. Anzi, fu lui nella prima seduta che chiese appunto che questa relazione di Francesco Maria Gambella dovesse essere pubblicata, e venne pubblicata in 150 copie che vengono distribuite a tutti i cittadini. Nel 1897 però lo troviamo ad Avezzano, perché ad Avezzano ha fatto la sua prima esperienza come giudice del Tribunale Civile. Il 30 giugno 1897 viene ripristinato in servizio. Perché? Perché aveva avuto una piccola infermità, qualche infortunio, e quindi si era messo in aspettativa. Il 30 giugno viene rimesso in attività e da lì evinciamo quanto prendeva di stipendio, perché prendeva 3.400 lire al mese, l'equivalente di 15.000 euro adesso, mi sono fatto il calcolo, quindi era anche ben pagato. 1798 approfitta del fatto che c'è un trasferimento del giudice del Tribunale Civile di Lanusei verso Avezzano per chiedere il riavvicinamento a Cagliari, e quindi nel 1898 va al Tribunale Civile di Cagliari dove fa il giudice istruttore. Successivamente, 1906, lo ritroviamo come giudice istruttore e consigliere della Corte d'Appello. 1909 ci sono 3 decreti, 28 settembre, 1 dicembre e 14 dicembre, con la quale il governo pro tempore decide di accogliere tutte le richieste di attribuzione dei titoli onorifici, tra cui quello di cavalierato. E l'attribuzione del titolo di Cavaliere della Corona d'Italia, che era stato dato nel 1901 al fratello Antonio Luigi, viene dato anche a Franceschino con la Gazzetta Ufficiale 152 del 30 giugno del 1910. Quindi il 30 giugno 1910 Babà e Franceschino Ledda diventa Cavaliere della Corona d'Italia. C'è ritornanza anche dei cavalierati. Sì. 1913 viene nominato da Antonio Taramelli nel suo studio alla Di Sardi Scavi e Ricerche. Perché? Perché nel frattempo un nostro concittadino, Antonio Luigi Bua, aveva trovato in località Subedrichinoso 2 bronzetti. Quindi chiama Babà e Franceschino Ledda per intercedere verso Antonio Taramelli per consegnargli questi 2 bronzetti che sono ancora presso il Museo di Cagliari. E quindi Antonio Taramelli lo nomina già come Cavaliere
cavaliere Franceschino Ledda. 1917 un atto fatto direttamente dal Tribunale Civile gli ritira l'indennità da giudice. Perché? Perché era già destinato a un avanzamento, a entrare nel Consiglio della Corte d'Appello. Entrerà tra i giudici che componevano il Consiglio di Corte d'Appello e poi negli anni 20 diventerà presidente di Corte d'Appello. Quindi questo, diciamo, è a breve l'andamento della vita di Babà Franceschino Ledda. Babà Franceschino Ledda gli hanno dedicato l'asilo di Alà di Sardi e la via che prima veniva chiamata via Margherita di Savoia, ancora prima veniva chiamata Carrera des Ascodinas, e adesso poi alla sua morte gli è stato attribuito il nome di via Francesco Ledda. Non finisce qua l'epopea della famiglia Ledda, perché se andiamo a verificare la genealogia di Franceschino Ledda ci accorgiamo che la famiglia Ledda rientra in importanti avvenimenti della storia nazionale e anche internazionale. Vi ho già detto che Franceschino Ledda era figlio di Gavino Ledda e figlio di Caterina Ghirardelli Longo. Caterina Ghirardelli Longo era figlia di Antonino Ghirardelli di Sestri, in provincia di Genova, e di Caterina Longo Valentino. Caterina Longo Valentino era figlia di Franceschino Longo Chiesa e di Fiorenza Valentino Pischedda. Fiorenza Valentino Pischedda era di Tempio. Franceschino Longo Chiesa era un genovese che proveniva da Bonifacio. Quindi ecco la ridondanza di Genova di cui stavo parlando prima. E riusciamo a capire che erano delle famiglie molto probabilmente nobili. Il fatto stesso che Francesco Ledda si è iscritto all'università con nome di Ledda Francesco Ledda Longo e non Ledda Ghirardelli, quindi ha utilizzato il cognome della nonna materna, significava che questa famiglia di Longo aveva delle particolarità, era una famiglia abbastanza nobile. Ma c'è di più, perché la nonna della nonna di Franceschino Ledda, Pischedda, quindi Fiorenza Valentino Pischedda, la nonna era della famiglia genovese di Mirella. Si erano sposati in gran segreto a Tempio nel 1879. Perché in gran segreto? Perché Fiorenza Valentino Pischedda aveva 14 anni e quindi si erano sposati in gran segreto. Successivamente da Tempio Pausania, zona in cui sono sposati, si sono trasferiti a Ozieri. Nel 1802 invece erano già ad Alà. Nel 1796 però qualcuno li aveva già anticipati, perché il figlio della famiglia Longo Valentino aveva fatto per la prima volta un padrino di battesimo qua ad Alà. Successivamente tutta la famiglia, vuol dire che gli è piaciuta Alà, si sono trasferiti qua ad Alà e quindi poi la discendenza è andata a finire su Alà di Sardi. Non era una cosa diciamo casuale il fatto che si fossero trasferiti da Bonifacio a Tempio, da Tempio a Ozieri, da Ozieri a Alà. Molto probabilmente c'erano delle circostanze storiche molto importanti che facevano in modo che queste persone facessero questo peregrinaggio. E Antonello Girardi, che ha fatto un'opera monumentale su tutta la genealogia di Alà di Sardi, dice che questa famiglia Longo era una famiglia che era nemica di Napoleone Bonaparte. Quindi vedete il riferimento storico rilevante. Napoleone Bonaparte fece di tutto per distruggere questa famiglia Longo. Una parte di questa famiglia anticipò gli intendimenti di Napoleone Bonaparte e scappò dalla Corsica. Non si sa perché Napoleone Bonaparte ce l'avesse con la famiglia Longo, che poi divenne Ledda ad Alà. Molto probabilmente c'era un'antipatia da parte della madre di Napoleone Bonaparte, Ramolino, Maria Letizia Ramolino, nei confronti dei Longo. Tenete conto che i Longo erano una famiglia genovese e si erano trasferiti da Genova a Bastia. Bastia era la rappresentanza del potere genovese in Corsica. La Corsica ha sempre avuto una certa, diciamo, tendenza all'indipendentismo, e Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte, era un'indipendentista corsa.
fu esiliata per 3 anni a Marsiglia proprio perché aveva assaltato la città di Bastia per scacciare i genovesi dalla Corsica. Quindi è molto probabile che questa antipatia tra i longo-genovesi e Maria Letizia Remolino derivasse da questo. Fatto sta che effettivamente questa famiglia Longo dovette scappare dalla Corsica, si trasferì prima a Tempio, poi a Ozieri e poi si trasferì ad Arabisate. Possiamo ipotizzare qualcosa su questa famiglia Longo. Tenete conto che se torniamo indietro al 1600 non abbiamo più dei registri parrocchiali o delle anagrafi dei comuni che ci possono far derivare una diretta discendenza. Quindi andare a dire che delle persone che nomineremo, i Longo, sono diretti parenti della famiglia Longoledda è una cosa un pochettino troppo azzardata. Però per farvi capire che potenza avevano questi Longo a Genova, vi voglio parlare di alcuni esponenti importanti della famiglia genovese dei Longo. Allora, nel 1174 un Guglielmo Longo resse il consolato maggiore di Genova. Nel XIV secolo Tommaso Longo fece parte di un'associazione mercantile creata l'8 marzo 1362 per poter sfruttare commercialmente le isole greche di Chio, Kos, Samo, Icarta e Focea. Gian Andrea Giustiniani Longo, figlio di Baldassare Longo e Ginevrina Spinola, nato a Genova nel 1494, fu eletto il 4 gennaio 1539 51esimo doge della Repubblica di Genova. Giovanni Guglielmo Giustiniani Longo, spregiudicato comandante militare, divenne addirittura podestà di Caffa, un'isola nella Grecia. Poi possiamo dire, per esempio, Bartolomeo Giustiniani Longo fu mercante a Chio e ne divenne governatore nel 1507. Luca Giustiniani Longo, nipote di Bartolomeo, si fece costruire nel 1548 il palazzo dove è oggi ospitata la facoltà di ingegneria, la villa di Arbaro. Luca Giustiniani Longo, classe 1586, ambasciatore per la Repubblica di Genova presso Filippo II di Spagna, diventò doge nel luglio 1644 della Repubblica Serenissima di Genova. Con l'appellativo Giustiniani Longo troviamo nella storia di Bastia diversi governatori del periodo genovese, alcuni del quali è probabile che fossero del casato dei Longo. Luca Giustiniani Longo fu nominato commissario straordinario in Corsica, la cui capitale era appunto Bastia. Quindi questi erano tutti gli esponenti, diciamo, di rilievo della famiglia dei Longo, che poi si trasferì da Genova a Bastia, poi si trasferì da Bastia a Bonifacio, poi da Bonifacio in Sardegna, Tempio, Ozieri e alla Desarne. Abbiamo detto della bisnonna materna di Franceschino Longo, che era dalla famiglia dei Mirella, anche loro una famiglia genovese. Il cognome Mirella ora non si trova in Sardegna, però troviamo il corrispondente Merella e prima si trovava il corrispondente Merellu, perché in Sardegna si tende a sardizzare i cognomi. Per esempio Longo ad Alà era conosciuto come Longu, quindi tutti chiamavano Caderina Longu, non Longo. Anche in questo caso Merella veniva sardizzato sempre in Mirella, in Merella o in Merello. Anche questa famiglia aveva delle ascendenze nobili. Nel 1204 Giovanni Mirella ebbe il comando supremo di molte galee della Repubblica di Genova e diede prove lampanti del suo valore nelle acque dell'isola di Sardegna. L'antica torre dell'Arsenale di Genova venne costruita da Giovanni Mirella a sue spese. Suo nipote Bartolomeo fu governatore e protettore della sagrestia maggiore di San Giorgio a Genova. Nel 1388 un tale Simone Mirella ebbe l'incarico importante di concludere la pace tra i Pisani e l'imperatore Carlo IV. Quindi stiamo parlando di famiglie veramente di un certo livello. Ma la famiglia tempiese di Valentino, anche se non erano genovesi, anche loro erano una famiglia nobile. Le prime attestazioni del cognome Valentino sono nel 1532 a Martis, anche se Valentino sicuramente è, secondo gli studi di Mauro Magia, l'adattamento del cognome che era rilevato a Castelsardo fin dal 1300-1400 Valente, un cognome di origine corsa, quindi anche sempre la ridondanza corsica. Nel 1692 la famiglia tempiese dei Valentino ottenne il titolo di nobiltà, quindi era una famiglia nobile, grazie al ramo familiare di Antonio Valentino, che essendo entrato nell'amministrazione finanziaria del regno dovette trasferirsi a Cagliari.
I privilegi erano stati però già riconosciuti ad Andrea Valentino, nato a Tempio tra il 1580 e il 1590, poi diventato donne nel 1642. Successivamente il suo figlio Andrea divenne conte di San Martino, suo figlio Giovanni Antonio ereditò lo stesso titolo nobiliare e l'ultimo figlio di Giovanni Antonio, Michele, che aggiunse anche il titolo di barone del Mandralisaio. Quindi tutte famiglie nobili. Per quanto riguarda la famiglia invece specifica dei Ledda, cosa possiamo dire? Ancora non sono riuscito ad arrivare a trovare delle notizie certe e sicure, però c'è da dire che molto probabilmente la famiglia Ledda Laese era una famiglia proveniente o da Monti, ma molto più probabilmente deriva da Macomer. Il capostipite dovrebbe essere Melchiorre Ledda, e ricordiamoci che Melchiorre Murenu di Macomer, il famoso poeta ceco morto giovanissimo, in realtà si chiamava Melchiorre Ledda. Aveva disconosciuto il cognome del genitore perché era stato accusato di omicidio e li aveva mandati in rovina e fece un'infanzia povera proprio per questo problema, e quindi la sua reazione fu quella di disconoscere il cognome Ledda e di mettersi Murenu. Però noi quello che conosciamo come Melchiorre Murenu in realtà è Melchiorre Ledda. E molto probabilmente, essendo di Macomer, è un diretto discendente del primo Ledda capostipite, probabile, non voglio dare certezza, dei Ledda che sono arrivati qua ad Alano. Nel 1632 una famiglia Ledda di Bono assunse il titolo di cavalierato e quindi divenne nobile.